In un teatro di tipo tradizionale, il mondo dello spettacolo e quello dello spettatore sono imparzialmente ma nettamente divisi. Da una parte il pubblico, platea, palchi, foyer, dall'altra il palcoscenico, con il suo complesso organico di maestranze che si alternano attorno all'azione scenica, invisibili e sconosciuti allo spettatore. Immagine riconoscibile di questa frattura è il sipario, meglio l'intero prospetto scenico. Proscenio, arcoscenico, boccascena, sipario. Questa quarta parete ideale che si alza tra la sala e il palcoscenico a separare il pubblico dall'azione, l'illusione dalla realtà. Soltanto quando si apre il sipario e si svela la scena si stabilisce il contatto tra le due parti. Gli elementi principali del prospetto scenico furono perfezionati nei primi teatri barocchi. Ma l'idea del quadro visivo, contenuto entro i limiti precisi di una cornice decorativa, nacque con l'idea stessa della scenografia rinascimentale, prospettica, quando l'artista fu chiamato ad evocare sulle tavole di un palcoscenico provvisorio uno spazio reale aperto in profondità alle spalle dell'attore. Un luogo unico alla maniera degli antichi, piazza, mercato, selva. Fu più spesso una strada. Una veduta centrale con due ali simmetriche in diagonale di case dipinte su quinte successive, convergenti verso il centro della scena. Prospettiva geometrica e costruzione architettonica restano per oltre 2 secoli l'unico linguaggio espressivo della scenografia, la sua convenzione. Col tempo la strada rinascimentale, limitata entro una profondità reale, si trasforma in una fuga all'infinito completamente fantastica. La scena dimentica il testo e la musica, ignora la presenza fisica dell'interprete, fa spettacolo a sé, illusione per l'illusione. Più che mai si sente la necessità dell'arco scenico, cornice che contiene la fuga delle linee prospettiche e concentra l'attenzione dello spettatore sul quadro visivo. Col Settecento il gioco prospettico si complica ulteriormente. La prospettiva non converge più verso un unico punto centrale irraggiungibile, ma parte con una duplice fuga da un elemento centrale in primo piano ad angolo. E ogni fuga a sua volta si sdoppia, e le nuove ancora, diramandosi in ogni direzione, convergono e divergono una sull'altra in combinazioni infinite. L'unità di linguaggio della scenografia barocca, che per secoli continua ad esprimersi col solo mezzo della prospettiva, si rompe agli inizi dell'Ottocento con il neoclassicismo. Si ripropone la necessità di una scena non fine a se stessa ma funzionale al testo. Con le grandi scene quadro romantiche si rinnova la tecnica espressiva. Non più costruzioni in prospettiva, ma ampi fondali panoramici dipinti come quadri. L'azione si svolge tutta di proscenio. Il verismo restituisce allo spazio scenico le sue dimensioni reali. L'azione si allontana dal proscenio, rientra nella scena. La figura dell'attore torna ad essere l'unità di misura. Tutto attorno a lui deve essere proporzionato, esatto, vero. Vero fino al dettaglio. La reazione polemica dei movimenti d'avanguardia, apertasi agli inizi del Novecento, stravolge ogni concetto tradizionale di messa in scena e fornisce alla scenografia varietà di linguaggio. Realistica o stilizzata, dipinta o costruita, essa attinge a tutte le estetiche contemporanee, dal futurismo al Bauhaus. La scena diventa immagine della linea creativa del regista, il primo mezzo con il quale egli comunica allo spettatore le sue intenzioni. La scena che si presenta allo spettatore all'aprirsi del sipario è frutto di una complessa collaborazione che coinvolge, oltre al regista e al pittore, una folla ignorata di operai, scenografi, costruttori, macchinisti, elettricisti.
scena e figurini sono il risultato di un lungo lavoro tra il regista e il pittore scenografo, iniziata contemporaneamente alle prove con gli attori. Nuove esigenze incontrate sul palcoscenico durante l'allestimento modificheranno in parte bozzetti e figurini. Spesso, prima di essere realizzato a grandezza naturale, il bozzetto viene tradotto e collaudato su un modellino in scala. Si realizzano quindi singoli pezzi costruiti oppure dipinti e montati su telai. Trasportati in palcoscenico, vengono sistemati secondo una pianta rigorosa e messi a punto con una meticolosità che garantisce nel corso dello spettacolo l'esattezza e la velocità di ogni manovra. Lo spazio anonimo e disordinato del palcoscenico si trasforma in uno spazio preciso, convenzionale, pronto ad accogliere l'azione teatrale, ma ancora inerte. Soltanto quando l'azione ha inizio e la presenza viva dell'interprete si inserisce tra gli elementi finti della scena e muovendosi li coordina e rianima, lo spazio si trasforma in spazio vivo. Il balletto ha pesato sulla formazione di nuovi linguaggi scenografici fin da quando i balletti russi di Diaghilev immisero nella tecnica artigianale verista la linfa viva della grande pittura. Lasciando il palcoscenico per le evoluzioni dei ballerini, la scena si risolve nuovamente sul fondale che acquista il valore di un quadro abnorme. Prima sono i pittori russi come la Goncharova, raffinati interpreti in chiave occidentale dell'iconografia barbarica slava. Quindi è l'immissione aggiornata dei pittori d'avanguardia. Rouault, Delaunay, Picasso. Il costume si integra alla scena come un elemento indispensabile nato dalla stessa emozione pittorica. Un costume della Goncharova per liturgia. Bakst per il pomeriggio d'un fauno. Petrushka di Benoit. La commedia dell'arte nella stilizzazione cubista di Picasso. Grush, che collabora occasionalmente a spettacoli di prosa, cerca nel grottesco l'elemento stilizzato che qualifica il personaggio. Un costume surrealista di Chelychev per Orfeo. Scena e costumi si sono fatti così parte integrante dello spettacolo, compartecipi dell'azione scenica alla stregua di un personaggio. Altrove la reazione è drastica. Non rifiuta soltanto la tecnica tradizionale della messa in scena, ma la tradizione teatrale stessa. Testo, recitazione, scena. Il futurismo respinge il dramma costruito, il dialogo, l'azione logica. Giacomo Balla chiama le sue composizioni onomatopee rumoriste. Sono voci sovrapposte. Durano 1 minuto, 2 minuti. Restano il suono, il movimento, il ritmo e il colore. La scenografia si fa simbolo di questa rottura e ridiviene per assurdo il mezzo principale dello spettacolo. Nella primavera, sempre di Balla, i personaggi sono gli alberi, un volo di uccelli, il cielo e i rumori della campagna. Il polline abbandonato diventa tema di una scenosintesi di Prampolini. Un altro costume futurista di Prampolini. Scenoplastica, scenodinamica, cioè pannelli, sagome, luci in movimento sul palcoscenico. Il sistema fallisce appena si riaffaccia sulla scena la persona fisica dell'attore. È il secondo futurismo di Bragaglia, di Pannaggi, Paladini.
Tutto si ridimensiona sulla figura dell'attore. La composizione torna ad essere un'architettura astratta ma fatta di volumi e di piani spaziali. Assieme alla scenografia entrano in crisi anche il teatro e il palcoscenico tradizionali. Norman Bel Geddes propone un nuovo tipo di scena totale, meccanismo monumentale che si trasforma a vista, arena e palcoscenico a un tempo, dove pubblico e attori mescolati convivono in un'unica emozione creativa. Bel Geddes sogna di rappresentarvi sceneggiata la Divina Commedia. È una visione di un gigantismo inattuabile, splendida perché irrealizzata. Avanguardia e tradizione si contendono ancora il palcoscenico. Teatri di nuova costruzione hanno tentato soluzioni miste, con e senza boccascena. Il compromesso è ancora la condizione prevalente e la sala tradizionale con il palcoscenico sopraelevato e sipario sembra destinata a resistere a lungo.